Ciao amici, mi spiegate come mai ogni volta che mettete piedino fuori dall'Italia facete schifo, cioè mi spiegate questa cosa qua? Perché... Ma il video non riguarda voi. Voi se siete onesti, tifosi della Juventus, voi dovreste venire mo sotto a questo video, iscrivervi al canale, come vi dice Donato Inglese, perché vi dovete iscrivere al canale? Non vi iscrivete, non me ne fotte proprio, ma il commento dovrebbe essere Allegri fa schifo. Bisogna essere onesti, perché lo sappiamo tutti che voi lo schifate e non potete dire niente perché comunque vincete sempre in un modo o nell'altro. In un modo o nell'altro. In un modo o nell'altro. Ma quando si va in Europa la situazione è diversa. Ma non me ne frega. Questo video grazie, parla del Napoli, perché bisogna inquadrare una cosa. Il calcio propositivo. Il calcio propositivo rispetto al calcio speculare. Non si può sempre aspettare in difesa, in continuazione, aspettare che loro facciano un errore. Non ci sbilanciamo perché magari un golletto Cristiano Ronaldo lo fa e quindi manteniamo... Stai fuori casa, è meglio che un gol lo fai e poi ti difendi. Fallo un gol fuori casa che poi diventa difficile, invece no. Sempre speculari, sempre bassi, zero gioco, zero idee. Dybala centrocampista. No ragazzi. Il gioco propositivo invece... Il gioco propositivo ti fa... È una squadra d'Atletico che tra l'altro ha fatto le sue fortune sulla difesa. Quindi non stiamo parlando di gente che si butta a cazzo in avanti alla Zeman, che poi non era a cazzo Zeman, ma un attacco scriteriato, un attacco ragionato, però propositivi sempre. Volevano fare gol, volevano portare la squadra alla vittoria. Questa è la cosa bella che è importante. E qui mi rifaccio al Napoli. Avete visto che gol ha sbagliato Diego Costa? Se quel gol lo sbagliava Milik o Mertens o Insigne, ci sarebbe stata fucilazione in piazza, De Laurentiis spellato vivo nell'altra. I gol si sbagliano, ma se tu hai sempre la proposizione del gioco, se tu fai sempre occasioni da gol, prima o poi entrano in un modo o nell'altro. E il rigore era giustamente leggermente fuori, quindi il VAR ve l'ha tolto. Il gol di Morata, c'è stato un leggero cosa, Chiellini è svenuto, tutti a protestare e ve l'hanno levata. E quando poi Bonucci, io non ho le immagini, mannaggia Gerardo Marino dove sei? Quando Bonucci fa finta di essersi fatto malissimo in faccia e sta a terra e fa così, fammi vedere che succede, hanno segnato, fammi continuare a... Voglio, vincere è l'unica cosa che conta e manca vincita. Vincere è l'unica cosa che conta e quindi voi fate gli imbrogli più plateati. Hai capito quante televisioni ci stanno? La dovete smettere, si vede, l'hanno visto tutti che stavi facendo finta. Smettetela, non è più tempo e sicuramente non in Europa. Vai, andatevela a giocare al ritorno che sicuramente i 3 gol li fate. Attenzione però di non prenderne uno perché poi là diventa pericoloso, che poi il 3-1 non basta. Ah, ragazzi miei, patetici. Quando cercate di imbrogliare a tutti i costi, quando accerchiate l'arbitro, devi andare a vedere il VAR, qualche cosa succederà e non ci salviamo. Pateticissimi. E i tifosi della Juve qua sotto devono ammettere che Allegri è un ciuccio e che non avete gioco e che in Europa fate ridere il calcio speculare. Fate proposizioni, avete una squadra che guadagna. Sulla carta voi la dovreste stracciare questa Champions League, stracciare. E dà una Coppa Italia si dà asciutta, mo dovete fare la remontata miracolosa e vedremo se sarete in grado. Sicuramente sarete in grado, anzi io non gioco, ma ai giocatori che seguono il canale mettiteci una bella 100 euro perché non possono uscire con Cristiano Ronaldo, non possono uscire agli ottavi, non è possibile proprio, quindi qualche cosa succederà, segnatevi tutto, qualche cosa succederà, la Juve in qualche modo passerà, qualche espulsione, qualche cosa. Comunque questo video è per il Napoli. Non attaccate una squadra che crea occasioni da gol. Finché creiamo occasioni da gol va tutto bene. Le occasioni da gol si sbagliano, guardate Diego Costa e pensate alle occasioni avute da Mertens e Milik, ma prima o poi entra. E può entrare anche con una sforbiciata alla Godin che invece di andare al centro prende Cristiano Ronaldo ed entra dentro. Perché serve anche un po' di fortuna nel calcio, si sa. Quindi andiamo avanti così, non ce la prendiamo con la nostra squadra, facciamo quello che dobbiamo fare. Calcio propositivo, non speculare. Calcio propositivo, non sarà il calcio di Sarri, ma almeno creiamo delle occasioni da gol. Questo qua non lo voglio vedere mai. Mai preferisco perdere e fare il calcio propositivo che stare là a prendere paccheri e prima o poi speriamo che un ass fa un dribbling. No, non fa parte proprio di me. Io dopo aver visto quello che ho visto con Sarri non ritorno a Olivieri, no,
Andiamo avanti per la nostra strada che è meglio. Forza Napoli, sempre, Valerio Fluido da New York è tutto. E adesso fatevi la remontata, fate guadagnare qualche cosa di soldi agli scommettitori napoletani che sono sicuro che in massa andranno a scommettere e ci divertiamo poi dopo ai quarti, alle semifinali, alla finale. Vedremo.